Queste immagini si riferiscono al primo giorno di agibilità delle piste di Monte Cesenna a Pianezze dopo 2 anni di chiusura per l'impossibilità di essere raggiunte per strada o seggiovia. Anche questa riapertura, pur non confortata da una massiccia presenza di sciatori, ma la neve era caduta solo il giorno prima, può essere il simbolo di una stagione sciistica e turistica che durante le vacanze di Natale ha fatto registrare il tutto esaurito ed un notevole aumento di presenze in tutte le località montane del Veneto. La stagione, come ormai tradizione meteorologica da molti anni, continuerà sino a primavera, ma è già possibile stilare un primo positivo bilancio. Ovunque non molta neve, ma alberghi e appartamenti esauriti. A Cortina le presenze sono salite del 7% rispetto allo scorso anno e la punta massima di presenze è salita a 35.000 tra Natale e Capodanno. A Falcade l'incremento turistico è stato del 5%, mentre vertici del 18% in più si sono avuti ad Asiago e del 20% a Bosco Chiesanuova. La neve, si diceva, è arrivata tardi, ma le abbondanti precipitazioni dell'altro ieri hanno reso dappertutto perfette le condizioni delle piste e gli operatori del settore prevedono un prosieguo di stagione ricco di soddisfazioni. Tra l'altro, nelle varie località, in febbraio e oltre sono previsti sconti, agevolazioni e combinazioni particolari che non possono che invogliare chi ha sinora preferito il tradizionale Natale con i tuoi. Ad Asiago una settimana bianca costerà da 450 a 200.000 lire, a Falcade da 350 a 150.000 lire. I prezzi sono caduti come la neve, ora non resta che calzare sci e scarponi.